Oggi si presenta la tassa di soggiorno, la famosa tassa di soggiorno, ma con qualche polemica, anche perché non c'è chiarezza assoluta. No, la chiarezza c'è, semmai avremmo voluto un attimino di più dialogo. Allora, partiamo dall'inizio, noi siamo stati sempre favorevoli alla tassa di soggiorno perché è una tassa di scopo, quindi ci sentiamo partner di questa grande operazione finanziaria che arriva da Agrigento, che si sta attuando ad Agrigento, cioè a dire tutti questi soldi che noi B&B raccoglieremo in giro per la città, sparsi nella città, serviranno sicuramente a migliorare i servizi turistici della città e dei quali vogliamo essere sicuramente resi partecipi propositivamente, ecco, perché noi viviamo il territorio, quindi sicuramente le indicazioni che diamo noi sulla miglioria dei servizi turistici sicuramente saranno utili a questa amministrazione. Quello che a noi non va giù è intanto questa attuazione in pieno corso d'opera, cioè a dire abbiamo noi chiuso dei contratti già moltissimi, in luglio e agosto noi abbiamo chiuso tutti questi contratti senza tassa di soggiorno. Ora voi comprendete sicuramente che non possiamo più mantenere fede a un impegno economico preso. Le persone hanno comprato un periodo a X, adesso se lo trovano gravato. Non mi sembra corretto, sicuramente non ci facciamo una bella figura. Infatti avevo chiesto al sindaco di di postergarlo un attimino, almeno di un mese, per cercare noi stessi di mettere una pezza a questa situazione che sicuramente porterà qualche recensione negativa. Un'altra cosa che non ci va giù decisamente è la tassa di 2 euro, l'importo di 2 euro per i B&B equiparati agli alberghi. Siamo ben distanti dalle tariffe di Palermo che sono molto inferiori. I B&B dovevano pagare 1 euro ed era già tanto, a Palermo si parte dal B&B a una stella da 30 centesimi, quindi non mi pare che si debba attuare questa. Un'altra cosa che noi ci batteremo fortemente per imporre questa situazione è che non si può pagare la tassa di soggiorno oltre i 3 giorni, perché così andiamo a incrementare il turismo mordi e fuggi anziché favorire quello delle famiglie che vogliono stare. Pensate a 2 euro al giorno per 4 persone, una famiglia che decide di stare 10 giorni, 8-10 giorni ad Agrigento, sono poche, per carità, siamo coscienti, però così penalizziamo questo turismo, noi che ci ammazziamo per sicuramente far dormire le persone il giorno in più ad Agrigento, così è una cosa assurda. Quindi noi proponiamo la tassa di soggiorno entro e non oltre i 2-3 giorni al massimo. Ci potrà essere un aggiustamento oppure è ferma l'amministrazione? Noi abbiamo già avuto un paio di discorsi con l'amministrazione, dall'incontro di oggi siamo fiduciosi che in quanto esporremo queste situazioni e che il sindaco comunque ben conosce, siamo fiduciosi a un prossimo aggiustamento perché così proprio non va. Ripeto, l'ABBA, l'Associazione B&B di Agrigento, è favorevole certamente alla tassa di soggiorno, non in queste modalità però.